passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza. Vai. E tutti in piazza, si ferma qui quest'oggi a Campo San Piero, in occasione della festa della Madonna della Salute, in concomitanza anche con la festa del cioccolato. Insomma, veramente un purpurì di iniziative, una più bella dell'altra, che questa settimana vi regala questo bellissimo paese in provincia di Padova. Abbiamo voluto così fare una sorta di interviste varie per capire, per carpire sicuramente com'è il termometro della festa. Ci siamo resi conto che è tutto perfetto, nel senso che uno mangia, beve e poi si allontana di qualche metro per andarsi a gustare la cioccolata, che devo dire la verità è il prodotto che accomuna maggiormente tutte le persone, dai bambini a quelli meno giovani. Per cui che dobbiamo fare noi? Andiamoci a gustare un po' di cioccolata. Ciao Giovanni, Ciao. fai parte della Proloco di Campo Sì. San Piero. Questa iniziativa di quest'oggi ha una storia longeva, perché la Madonna della Salute risale. Ci vuoi raccontare un po' brevemente? La Madonna della Salute è una festa antica a Campo San Piero, la chiesetta che vedete qui alle nostre spalle risale al 1400, ma è stata dedicata alla Madonna della Salute, la Madonna della Salute quella di Venezia nel 1800, in quanto anche la cittadinanza nostra a quell'epoca fu colpita da una peste colerica. E la popolazione, passata la peste, insieme alle autorità del posto, deciso di dedicare il nome di questa chiesetta, che prima era di San Giacomo, alla Madonna della Salute. Esatto, poi tra l'altro, dato che è un giorno di festa, si festeggia in maniera molto originale. Sì, abbiamo cambiato un po' il format della festa, ci siamo adeguati ai tempi, ecco, e quindi abbiamo ospitato la tradizionale festa dove c'è appunto il capannone enogastronomico, dove abbiamo le castagne, ci saranno i prodotti tipici della nostra terra, quindi la pinza, le patate americane, la castagna, la soppressa, il vin brûlé, il vin novello. Stasera, attenzione. novità, ci sarà appunto questo spiedo gigante, 3 quintali di carne che gireranno su questo spiedo che abbiamo fatto, l'abbiamo proprio costruito noi su idea del nostro presidente Giampaolo Mistro, ecco, e questa sera ci sarà in anteprima questo spiedo che speriamo finisca la carne, ecco, esatto. che tutti vengano ad assaggiare questa cosa qui. Esatto, è un onore alla salute, quindi Sì. si mangia, si beve, quindi stanno tutti bene qui. Sì, in onore alla salute, appunto, esatto. Va bene, Giovanni. E poi insieme appunto a questa festa che è tradizionale per Campo San Piero si è avvicinato da 2 anni la festa del cioccolato, ecco. Bene, quindi insomma, dopo aver mangiato, fatto 2 passi e avete già a Ce disposizione l'abbiamo tutto il per cioccolato tutti, che salato volete. e dolce. Va bene, Giovanni, quindi grazie, buon lavoro, Grazie perché a so che voi. sarai molto impegnato e buona festa. Grazie. Appuntamento importante, quello della cioccolata, tu non puoi mancare in questi eventi. Normale, chiaramente, anche quest'anno siamo tornati a Campo San Piero, per l'anno scorso abbiamo fatto una bella manifestazione, a parte l'acqua, quest'anno proviamo, il tempo sembra buono, proviamo a ripeterci. Con gli appositi scongiuri, con le mani in tasca. Proviamo Senti, a tra l'altro tu hai la particolarità che mi ha sempre colpito di personalizzare molto la tua cioccolata, Sì, con ci delle proviamo. frasi molto forti a volte. Ci proviamo, dobbiamo distinguerci dalla varia concorrenza, tra virgolette, insomma, comunque siamo tutti compagni, colleghi, amici. Certo. E vogliamo lasciare un'impronta sulla nostra cioccolata e cercare di un ricordo, diciamo, con alcune frasi belle, non belle, simpatiche, non simpatiche. Senti, ma tra il vaffa e lo strunz, qual è quello che si vende meglio? Tutte e due. Tutte e due. A volte vendiamo più quelli che quegli Oppure altri. anche insieme, che non è male. Sì, è molto gettonato, Va bene, grazie Luca Prego. e buon evento. Anche a voi. Naturalmente parliamo di cioccolato, no? Forza. Allora, senti, tu nel tuo stand proponi cioccolata, diciamo, variegata, 1000 gusti, Sì, 1000 noi stili. facciamo qualsiasi prodotto col cioccolato, e dalle creme spalmabili alle tavolette, alle praline ripiene con la crema al burro, cioccolata, frutta ricoperta, qualsiasi cosa. Senti, ma qual è la cioccolata che solitamente ti richiedono? Ce ne sono svariatissimi tipi, quindi va un po' a gusto, a palato delle persone che si avvicinano allo stand
insomma noi tentiamo di accontentarle il meglio che possiamo. Che il cioccolato è, diciamo, quel prodotto che accontenta tutti a 360 gradi, dai bambini ai meno giovani. Esatto. Però effettivamente anche come età hai notato una differenza di gusti o più o meno... Sì, i bambini vanno a cercare logicamente il gusto un po' più dolce e poi dopo invece le persone quando crescono logicamente vanno a cercare gusti più forti e quindi vanno a cercare più sul fondente, invece i bambini vanno a cercare più sul bianco, il latte, latte e nocciole, poi con le mandorle, vanno a cercare i soggetti artistici che facciamo anche quelli. Già ci viene l'acquolina in bocca. Vanno a cercare un po' quello che vogliono, noi cerchiamo di accontentarli in tutte le maniere che possiamo. E dove c'è festa, mangiare e bere, non dimentichiamoci anche del volontariato, infatti siamo con Michele. Ciao Michele. Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci la vostra iniziativa importante. Guarda, oggi siamo qui per conto di Save the Children a presentare i nostri progetti di sostegno continuativo per chi abbia voglia con una piccola briciola periodica di aiutare non più un singolo bimbo ma intere comunità e per chi abbia voglia magari anche di rimanere anche un po' più vicino col proprio aiuto grazie ai nostri progetti italiani. Allora, naturalmente anche sul sito oppure su Google digitate Save the Children e avrete tutte le informazioni a riguardo, vero? Assolutamente sì, certo. Beh, poi se volete aiutare Michele, lui dice vabbè. Sì, beh, noi siamo qui, ci trovate qui oggi e domani, quando volete siamo a vostra disposizione. Ok, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Una domanda, state acquistando della cioccolata se non sbaglio? Sì, Che tipo di prodotto in questo caso? con l'arancio. Con l'arancio. Anche lei signora? Preferisco l'arancio, sì. Bene, quindi state diciamo così gustando l'ipotetico prodotto da portarvi a casa. Esatto, Ma siamo sicuri che riuscirà ad arrivare a casa o lo terminerete prima? ma qualcosa forse mangeremo anche nel tragitto. Perché la scusa è sempre quella, portiamolo un po' ai bimbi, poi invece in realtà... Ce lo mangiamo noi. Va bene, grazie e buona giornata. Grazie. Dal 1987, Autofficina Valerio, Vale 4x4, officina generica specializzata in preparazioni Land Rover e fuoristrada di tutte le marche, americane e giapponesi. 30 anni d'esperienza. A Loreggia, azienda agricola Daniel Basso, allevamento all'aperto di pollame alimentato, con cereali coltivati in azienda, vendita diretta al consumatore delle carni pronte da cuocere. Celiachia Store, da 8 anni con voi, negozio di alimentari senza glutine, convenzionato con l'ASL della regione Lombardia, prodotti artigianali freschi e assortimento di prodotti secchi e surgelati. A Motta di Livenza, Dino Bergamo ti aspetta in un ampio salone con professionisti sempre aggiornati per un look adatto alla persona e alla tua natura. Sostituire la vasca con una doccia? Soluzione ottimale per rinnovare il bagno, recuperare spazio o per chi ha difficoltà di utilizzare la vasca. R-Docce, in poche ore sostituisce la tua vecchia vasca con una comoda doccia. R Piante, ingrosso di piante dedicato a fioristi, giardinieri, garden center e operatori del verde in genere. A Pistoia, località Pontestella, vi aspetta per mostrarvi i nuovi locali con tantissime novità. Fredent, studio dentistico e poliambulatorio, a Gorgo al Monticano, da 30 anni al servizio del tuo sorriso, denti, estetica ed inoltre educazione alimentare, fisioterapia e dermatologia. In centro a Motta di Livenza, fuori schema, specializzato nelle cornici per quadri con oltre 800 modelli disponibili, restauro cornici mobili e poltroncine e ampio spazio di fate e fatine piccole e grandi dimensioni. A Trezzano sul Naviglio, Carrozzeria Futura 3000, da oltre 50 anni, un servizio completo per l'automobile e i veicoli commerciali, convenzionati con le più grandi compagnie di assicurazioni, gestione completa del sinistro. Gioielli d'autore, compriamo oro, rotto o fuori moda, orologi, diamanti, gioielli, argenti nuovi e antichi, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Chiama ora lo 0322 44682. Siamo in via Matteotti 12 ad Arona. Gold Team Comproro. Comproro, pagamenti in contante. A disposizione un esperto per valutare al meglio i tuoi gioielli. Vienici a trovare a Curtarolo o chiamaci. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Da oltre 40 anni, l'agenzia immobiliare Sanson a Motta di Livenza garantisce professionalità a tua completa disposizione per trovare l'immobile che stavi cercando.
L'autonomia nelle piccole quotidianità è un bene che troppe volte è dato per scontato. AVG è nato per dare questa libertà in bagno a tutte le persone che hanno difficoltà a sedersi e soprattutto a rialzarsi dal WC. Grazie a dei potenti attuatori elettrici accompagna nei movimenti di seduta e di alzata, costruito con i più elevati standard produttivi e materiali di prima scelta. A Campo San Piero, Test Car offre servizi altamente professionali di diagnosi, controllo e manutenzione, servizio di elettrauto e gommista, installazione di impianti GPL metano. Dal 1863 la trattoria Coane di Cordignano è un punto di riferimento per la clientela italiana e non, frequentato da clienti da tutta Europa, per gustare la vera tradizionale cucina veneta. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa